dicendo perché è illegittimo, ho detto, mi facevano tenerezza piuttosto di Cambogia, punto. Ma io ho detto che non è legittimo. Sì, altrimenti se mi interrompono chiaramente non posso. No, faccio la domanda con la proprio. Sì, chiudo la parentesi, allora, altrimenti vengo tanto. Chiudo la parentesi. L'assessore mentre interveniva così, ogni tanto mi dava qualche sguardo, perché evidentemente quello che diceva era probabilmente da me condivisibile, e sicuramente molto di quanto ha detto lo è sicuramente. E proprio perché si rifaceva con l'esperienza di Filippi al Veneto, io voglio prendere un documento del Veneto. A questo punto parlo a nome della Confindustria del Veneto e dice, questo non è una comunicazione sostanzialmente che faccio, i confindustriali del Veneto insieme alla Confartigianato, Conto Commercio e Conto Cooperative, a fine dicembre di quest'anno mandavano questo documento che hanno pubblicato tutte le testate del Veneto. Basta sprecare il territorio. La Confartigianato, Confindustria, Conto Commercio e Conto Cooperative. Basta sprecare il territorio. Poi c'è il documento fotocopiato che lo posso distribuire. E continuavo, per uno sviluppo di una crescita sostenibile chiediamo alla Regione Veneto di dare attuazione ai provvedimenti in forma, devo mettere gli italiani perché non vedo molto bene, scusate, però sono punti importantissimi che nel tempo vado via. E se non parliamo della Puglia, scusi signore, sta parlando del Veneto, lì non ci sono categorie da coltivare. Anche l'assessore ha parlato del Veneto. Dare attuazione ai provvedimenti di riconoscimento e tutela del paesaggio contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio, principi che chiediamo vengano ribaditi anche nella nuova legge sul commercio nel Veneto. Quindi mettono in relazione il paesaggio con la legge sul commercio nel Veneto. Intraprendere un'azione di governo locale condivisa per ridurre a zero il consumo di suolo, imporre rigorosi criteri di efficienza negli strumenti di governo del territorio per soddisfare i bisogni attraverso la riqualificazione e il miglior uso delle superfici già urbanizzate e la digitalizzazione dei centri storici, esercitare un maggior controllo sugli enti locali in materia di nuovi insediamenti, regolare gli insediamenti da riqualificare nel rispetto ambientale, risparmio di fonti energetiche rinnovabili, bloccare qualsiasi punto ultimo, bloccare qualsiasi nuova area produttiva e commerciale nelle periferie e in prossimità di casetti autostradali. Chiaramente, la domanda grazie. Una comunicazione. Allora, ho chiuso semplicemente con una considerazione. Quindi punti che vengono sanciti in maniera inequivocabile, ripeto, da Confindustria del Veneto e da tutte le altre organizzazioni del commercio e dell'artigianato. Questo per dire che evidentemente c'è già nel mondo anche non ambientalista chi comincia a rivedere